Bentrovati il nuovo appuntamento di Punto di Virgola. Quest'oggi parliamo con un nostro amico che è sempre in viaggio da una parte all'altra. Cristian Cocco, da Striscia la Notizia, dovrei dire in questo caso, ma invece dalla Sardegna con un grande spettacolo in tour. Sì, con un grande spettacolo in tour, infatti mi trovate qui a Olbia perché ho l'unico volo disponibile da Olbia, solitamente viaggio da Cagliari, però mi hanno fregato, quindi vado a Milano, una serata in una villa di Missoni, oggi sono con Elio Le Storie Tese e così via, faccio la vita da nomade, domani sono nuovamente il 24, sono nuovamente in Sardegna per poi ripartire il 25 di nuovo in continente, come noi diciamo noi. In stand by con Striscia la Notizia fino a settembre, perché poi c'è la nuova formula che tra l'altro ancora non si sa chi presenterà, perché ho visto quest'anno c'è stato un po' di... Beh sì, hanno voluto un attimino variare nella seconda parte, solitamente veniva ricoperta da Bonolis e Laurenti, ma per la cronaca lo sanno ormai tutti quanti cosa è successo, quindi la seconda parte è stata un attimino variata da alcuni ospiti, poi è stata anche un po' per non lasciare l'aspettativa, no? Avete visto che si alternavano l'un l'altro. Ma penso che comunque ritornerà la storica coppia che è Greggio Iacchetti, questo per la metà o fine di settembre. Una cosa importante, questo spettacolo con Cristian Cocco in giro per la Sardegna, i tenorelli, tante ballerine, tanta comicità, tanta musica, tanto... Spiegami questo spettacolo. Beh, allora, anche perché ovviamente la gente ti identifica per quello che fai. Allora, io sì, sono un inviato, faccio il pseudo giornalista, perché non sono un giornalista, non voglio offendere i giornalisti veri, io sono un comico, nato comico, altrimenti non avrei potuto fare quel programma lì, quel piccolo programma lì, che non conta quasi nulla, insomma. Quindi sì, io porto in giro il mio spettacolo, in giro per l'Italia, che sì, sono musicisti, sono ballerine, ci sono io, ahimè. Ah, quindi non solo per la Sardegna, ma in giro per tutta Italia? Sì, beh, sì, in Italia. Sto partendo proprio per Milano questa sera. Poi abbiamo diversi abbinamenti, ecco, come ripeto, Elio Le Storie Tese questa sera. Abbiamo avuto Ascanio Pacelli, insomma, ci mettono diversi personaggi. Allora, io so che tu sarai il nostro ospite a 5 Stelle in piazza, perché verrai con i tenorelli e si parlerà del tuo spettacolo e ci saranno tante novità, perché ci regalerai un'anteprima del tuo spettacolo. 5 Stelle in piazza prossimamente, quindi. Assolutamente, io sarò lì con te, quel che viene, improvvisiamo un po',